Sì,
Sogno dal vivo del suo YouTube. Okay.
Oh, caro! Com'è la situazione? Ora comincia. Non me l'ho il cellulare, che scrive così? Ah, sì. Siamo Poi tutta la sala puttana da fare questo. Tutta la partita. Un po' di conversazione, eh? non per fare. Sì, su YouTube però. Per me sì. Ah, Per me sì che me l'hanno regalato. ti ha dato questa licenza? Sì. Talese sapere. Non è che sai un neghetto legale. No, su Facebook quando vedevo. Ah, hai condiviso immediatamente. Su Facebook però collegato su YouTube. Oh, capisci. Dal vivo. Mannaggia, lo sai che mangi giga, non lo Che so. devo credere qui? Non presso prezzo. Peppino è figlio della mano.
Quando paga YouTube che c'è la diretta? Quando paghi tu? Ma tu non A regalare. sei quello sotto quando vedo Non pago niente io. tu quanto mi dai? Che tu mi metti? Va bene. Che ti faccio una Facciamo al mese. 4 volte al mese. Quanto facciamo? Poi facciamo un prezzo. Siamo in diretta. E come farà a te quello? Non ho capito se stai proprio da fuori. Allora, sono arrivato a 1 milione di valorizzazione. Un milione. Ma di che cosa? Una rossa? No, tutto in generale. Ah, il tuo canale ha fatto 1 milione di visualizzazioni. Sì. Il signor Barba. No, ho già parlato con il signor Mischetti. Ma lui è più spazio. Vediamo. La posso fare qualcosa. Vediamo se riusciamo a fare qualcosina. Falla, perché 1 milione che un paese dovremmo canoare. Da fece. E 1150 iscritti. Che? Io penso. C'è un po' di sambuco. Dai, niente vuoi to. Però è abbastanza lungo questo caffè. C'è un poco del sole. Vuoi non dici ci sei? No. Vediamo, ora già fuori. Ma vengono nei pedestalli per queste cose. Sento un aroma di caffè. Il caffè è nuovo. Quanto ne hai in diretta? Uno solo. Sì. In diretta quello solo. Come quando... oh. Però non Fare hai... capofresto. Bravo, io parlo, niente. Bene. Non è che sparto un sacco di giga. Non lo so. Tu lo sai, capito? In pratica Non ci offre YouTube. YouTube gli ha regalato YouTube. 100 giga Mi offre YouTube. Che arrivava a 1 milione di visualizzazioni. Ah, ti è scattato e ce Hanno lo fatto un regalo. contratto, no? Gli danno 2000 euro al mese. Per fare solo sta partita. Il youtuber Salvatore Pavato. E siete dove? Ma va a fare, va a fare. Lo fa. Su c'è Ciao Carmelo. Quando faccio una foto mi sa Che mentre faccio la diretta. l'avevo fatta così. Il repeto. Talia com'è con l'immagine, talia com'è. No,
quando Guarda vedevo... Peppe che qua hai No, l'ho vista, è veramente meraviglioso. Manco Sky dovresti pigliare i lavori in subappalto. queste cose. Ma mi interessa la qualità di YouTube come... Perché Qualità straordinaria. Facebook era scarso. Scusa, ti catta la stampa, ma poi non ti stanno. Lo so. C'è chi ti può telefonare, non c'è. Ma scusa, c'è Gandolfo che te la commenta. Vero? Che posso fare con me? Non è già che te la commenta. Vero tu dico, guarda. Oh, ha l'esclusivo con me. Un po'... Vero te la commenta. No, ha l'esclusivo con me. Un po'... Se no paga la penale. Ma questo è un degenente sta partita, facci dare che te la vero te la fa. Sosa, te facci che te la... Si smuove, siete solo se... E vabbè, Che è guarda, che te la fa. c'è un'opzione. Secondo te, Ma ora questo è un degenente, non ti pagato, perché vedono tante puntine, che te la commenta. se tu sei d'accordo, no, Andrea, potremmo fare anche la diretta. Cioè, a farla con Gandolfo che vuole fare. Facci te, sosa piano piano e vai. Hai cenato da capo, guarda. Si fa, venne su fermo. Ora, muovete ora che su fermo. Vai. Tutti qui, Ma che Messina, già Messina che è squalificato, non sopporto no. vai, vai, che tutti qui. Giustamente parla. Questo vero a fare un diretta. Ciao. Vai, Salvatore, che ti aspetti? Sopra le live qua cosa. Mo, tu c'è la portiera per capo. Può essere un'assicurazione. In che senso? Non ti se ne assicurazione. Tu sai posso passare lì. Ah, si può fare. Anche quando allora dobbiamo fare bravi con ci mettiamo l'opera. Questo non Ci diamo una figlia, sì. Perché era mica la Perché hai già parlato? mettila per te. Devo scrivere però l'informazione dei carte per fare la diretta, altrimenti non sei no. 2 secondi che mi scrivo la formazione. Quanto ti sei se vuoi? Comunque a pizza sì.
sente. La luce si sente. Siamo nel corso del 27esimo minuto dal Nino Caltagirone, Mussomeli e Licata ferma ancora sullo 0-0. Partita amara di emozioni, fin qui un paio di conclusioni da parte del Licata che adesso si appresta a battere il terzo calcio d'angolo con il capitano Riccobono. Tutti i Licata in avanti, ad eccezione di 2 uomini a presidiare la prima metà campo. Licata vice capolista. Cambiato, parte Riccobono, palla in mezzo, finisce a terra il bomber Matera, quindi in Baia in anticipo, la palla resta lì, ancora il Licata con Tumbarello, tiro riballato e poi liberava la difesa del Mussomeli. Spina per il pallone, ancora in Baia per il Licata che preferisce di mangiare il tiro da Corsino che allarga dall'altra parte per Ferrante a lungo dove però non c'è nessuno dei suoi, non poteva arrivarci Tumbarello e palla che si spegne, un ballo laterale per il Mussomeli. Ideale per giocare a pallone, il sole, temperatura ideale, Pira, Pagliasco cavalcato, quindi scarpenato che si esibisce a fare il calcio di punizione per il Mussomeli che può così risalire. Pesce di Civillenzi, Ricci si avvicina, gli dà la spiegazione. La partita fin qui è equilibrata. E calcio di punizione che va a battere il capitano dei rossoblu Gero Iannello. Mussomeli che arriva a questa partita a 2 vittorie consecutive con il calcio d'aldaggio e soprattutto a Mondello con la Parmonbal sabato scorso. Quindi Iannello, tutto il Mussomeli in avanti, palla su Spina sul primo palo, Spina che prova a girare, la palla finisce fuori. Quindi si riprenderà con il fallo di fondo che va a battere il portiere Iacolo. Iacolo aspetta la situazione di poi va al rinvio lungo Iacolo. Palla che arriva dal cerchio di centrocampo, poi Ferrari in anticipo, anche il compagno Susto, a prolungare per scampionato, la palla è troppo larga, non può mai e poi mai arrivare il numero 11 del Mussomeli e il fallo laterale per il Licata. Paie chiede l'esatta disposizione del funzionamento e quindi va al rinvio il numero 3 del Licata per Civilleri, poi da Ferrari Iannello e c'è il calcio di punizione con il fallo di Ferrara su Civilleri. Attenzione che si è presto a battere Maltese, alla lunga di Maltese, ma il gioco è fermo, bisogna ripetere. Stiamo per andare nel 30esimo minuto di questo primo tempo al Nino Caltagirone. Maltese lungo ancora per Riccobono aspetta, punta Minnone, Riccobono rientra, poi sortire su sinistra in mezzo, palla e liberare Lucchese direttamente in vaglio laterale. Una grande idea quella del capitano giallo-blu Riccobono, palla tra i 2 difensori, va a battere Ferrante, ancora per Tumbarello dietro, Tumbarello esce dall'area di rigore, quindi pressato da Mussomeli che è costretto a correre all'indietro verso la propria metà campo, ancora indietro, alla fine perde palla Tumbarello, ma c'è il fallo di Ferrara e calcio di punizione. Buono l'esordio anche di Giovanni Ferrara in maglia rosso-blu. Ferrara tesserato in settimana, visto l'infortunio di Giovanni Fricano, per lui probabile stop di un mese. Lancio lungo per Civilleri, ottimo vantaggio di Civilleri, punta Lucchese e alla fine calcio d'angolo per Licata. Il quarto in questo primo tempo, 0 ne ha battuto il Mussomeli. Licata secondo, Mussomeli terzultimo in questo momento. 11ª giornata di campionato eccellenza. Va Riccobono, palla che arriva in area di rigore, va a saltare Corbetta e mette fuori e può ripartire Spina che punta a Baie, bravo però il numero 3 del Licata di intervenire in anticipo e mettere la palla direttamente in fallo laterale. Minnone
Intanto è rimasto a terra Alessio Licari al centro dell'area, l'arbitro si avvicina per sincerarsi delle condizioni dello stopper del Mussomeli. Il problema sembra una mano, per lui al polso. Speriamo niente di grave per il forte difensore palermitano, parecchio sfortunato in questi anni, spesso soggetto degli infortuni. Momento di stanca questo Mussomeli Licata che stende ancora a decollare. Sembra ancora una fase di studio tra le due formazioni, eppure siamo già quasi alla fine del primo tempo. 33esimo, 12 minuti e più recupero. La partita diretta tranquillamente dal signor Ricchiari, non ci sono stati casi eclatanti, poche proteste e 0 ammoniti. Dovrebbe rientrare presto Licari sulla panchina, Mussomeli, tutto calmo, tutto tranquillo, segno che il giocatore rientrerà con Marco Aprile che ne approfitta per dare qualche disposizione soprattutto a Spina. Quindi Mussomeli momentaneamente in 10 uomini. Minnone alla ripresa del gioco, Corsino, Civilleri, Minnone ancora, palla Pira in anticipo, finisce anche Pira a terra. Quindi palla per il Mussomeli con il corbetto di testa, quindi Civilleri, ancora Riccobono che prova a far viaggiare, il bomber Matera, bravo lo Monaco a uscire subito a prendere il pallone prima che si potessero complicare le cose, protetto anche da Marco Minnone che rischia un po' dribblando anche il bomber Matera, quindi Licari che è rientrato, Licari al lancio lungo per Spina che punta a Baie, quale bravo Baie a liberarsi e a servire ancora Pira, su cui va in prestito Corbetto e quindi Ferrara riesce a recuperare il pallone e affidarlo al giovane Puccavusco che è ancora in Licata, che recupera il pallone con Civilleri che lancia Matera, ma si alza la bandierina prontamente dell'assistente di Ricchiari e il gol è annullato, giustamente era già fermo il gioco. Ricchiari va probabilmente a soltanto il rimprovero verbale, niente cartellino giallo per Matera che evidentemente non aveva sentito il fischio del signor Ricchiari proseguendo la sua corsa. Palla all'altro lato con Maltese ancora in anticipo sul Sandino Scarpenato. Mussomeli che dicevamo deve rinunciare a Fricane, al bomber Benedetto Messina, anche lui strappo, un mese di stop almeno. Quindi Buccavusco, anzi Lucchese, alla battuta della rimessa laterale per Spina che appoggia per Buccavusco che prova la conclusione alta. Rilancio del portiere Iacono, palla a centrocampo con Civilleri che la contenta a Ferrara che benché sia più basso riesce ad avere una buona elevazione. Ancora Ferrara con l'aiuto di Iannello, recupera il capitano del Mussomeli che prova a far ripartire subito ma sfortunato, colpisce Pira e quindi facile per Maltese anticipare Scarpinato, quindi ancora Pira. Palla che resta di Corsino, prova a ragionare, mettere palla a terra per Ferranda, lungo per Civilleri, ma Iannello in anticipo, batte e ribatti. Che di Civilleri prova a ragionare, quindi serve Mbaye sulla destra che ha un po' di spazio davanti a sé, prova a cercare di prenderlo tutto, si affida poi a Corsino ancora per Mbaye che si infila tra le linee del Mussomeli, ma Minnone con l'aiuto di Licari e il Mussomeli che spazza ancora, ma è Corsino riesce e riparte dietro la Maltese. Licata che adesso sta prendendo decisamente il sopravvento. Il Mussomeli con Lucchese in anticipo, Civilleri preso da Ferrara, quindi Civilleri per Tombarella a memoria sulla destra per Riccobono può puntare Minnone, anche fortunato nel rimballo, quindi Riccobono si accende, Riccobono ancora, poi prova di allargare per Tombarello, completamente sbagliata quella palla che sta per finire in fallo laterale, se non che il portiere Lo Monaco lo va a recuperare, adesso con un po' di timore rischia Lo Monaco
si perde il pallone sul pressing di Tombarello, alla fine riesce ad agganciare il portiere del Mussameli e riparte da questo lato con Minnoni. Minnoni a lungo su Scarpinato, Scarpinato prova a far salire la squadra, non ci riesce, già illicato nuovamente in protezione offensiva con Corsino, Corsino dietro a Mbaye tutto illicato con 8 uomini nella metà campo del Mussameli, ma recupera Spina, Spina sull'auto di sinistra, parte Spina, Spina ancora, alla fine riesce Pira a sottrargli il pallone, a poi ripartire ancora illicata, Pira in profondità per Matera, anticipato da Licari che spazza via, dove però non c'è nessuno con tutto il Mussameli in questo momento nella propria metà campo. Baie per Maltese percorre orizzontalmente tutto il campo da destra verso sinistra, quindi alza la testa e prova lancio lungo perfetto su Riccobono di testa per Corsino, Corsino ancora per Riccobono, Riccobono prova la conclusione di Riccobono, palla che finisce fuori di niente. Prima vera grande emozione al Nino Caltagirone, firmata Riccobono. Pericolosissimo il capitano Delicata qualche istante fa, un tiro che ha fatto la barba all'incrocio dei pali. Iacono, questo palo ripeto, non pressato e fa ripartire subito Maltese. Buon seguito dei tifosi licatesi al Nino Caltagirone, una settantina che stanno incitando dall'inizio alla fine i propri beniamini senza fermarci neanche un secondo. Riccobona ancora per Corsino punto, sempre Civilleri va Civilleri lungo l'auto e cercare il calcio d'angolo, alla fine deve accontentarsi di una rimessa laterale con Corsino subito per Riccobono Corsino sopra Susso, poi sopra Minnoni, il quale non riesce però a mantenere il pallone in gambo, quindi si riprende ancora con un ballo laterale nella stessa posizione per Illicata. Civilleri ancora per Baie in mezzo, non arriva Matera, ma c'è il gol di Tombarello sul secondo palo, Tombarello sblocca il risultato al minuto 40, Licata in vantaggio con Tombarello. Dato protesta dei giocatori del Mussameli, si erano fermati effettivamente per un ballo laterale, protesta per il gol. Protestano dalle panchine rosso-blu, ma il gol è regolarissimo, almeno secondo Ricchiari. Quindi si è sbloccato il risultato al Nino Caltagirone al 40° minuto del primo tempo. Tombarello e viene espulso l'allenatore del Mussameli, Marco Aprile è espulso in questo momento, lascia il campo. Protesta di Brandi, dei giocatori del Mussameli che si erano anche fermati. Quell'attimo di esitazione sulla posizione della rimessa laterale che ha permesso a Mbaye di prendere quello spazio per andare al cross dal fondo, palla che ha tagliato tutta la linea, l'area piccola di rigore sul secondo palo. Tombarello preciso e puntuale all'appuntamento per l'1-0. Si riparte con il Mussameli sotto di un gol, possiamo anche dire immeritatamente. C'era stata una sterile supremazia del Licata, ma niente di che fino al gol. Adesso partita in salita. Lucchese prova ad anticipare Tombarello, ma c'è Civilleri scatenato sulla sinistra, il numero 3 del Licata entra nel rigore, Civilleri in mezzo per Matera che non può arrivare. E palla che finisce a fondo campo dall'altra parte.
Scarpinato di testa a prolungare e anticipo di Maltese, quindi Corbetto anticipato, preferisce servire Ferrara che deve ricominciare da dietro da Lucchese. Lucchese lungo ma si frappone, Civilleri che mette la palla direttamente in vaglio laterale. Ancora Ferrara sulla destra, ma Pira gli sporca il pallone mettendolo ancora in vaglio laterale. Finisce a terra nel frattempo Spina, niente di che, riparte Licata con Matera. Matera perde il pallone pressato da Iannelli e Buccafusco, errore poi del Mussomeli e palla è rimessa laterale per il Licata. 43esimo di questo primo tempo, Mussomeli 0, Licata 1. Gara valevole per l'11ª giornata del campionato di eccellenza in Girone A, con la vice capolista Licata da qualche minuto è passata in vantaggio con un gol di Tombarello. Lucchese alla rimessa laterale, lunga su Spina, Spina alla fine palla finisce a Scarpinato all'interno dell'area di rigore, si gira Scarpinato, Maltese provvidenziale in anticipo, ma arriva Ferrara a dare man porta all'azione del Mussomeli, ancora Ferrara che perde un pallone dell'eteria e può partire Ricco Bono che si allunga la palla, è buono l'intervento di Alessio Licari che allarga sulla sinistra per Minnone che sbaglia lo stop e si porta la palla direttamente in palla laterale. Vedremo quando recupera indicherà adesso il signor Ritteri di Palermo per questo primo tempo. Palla rimessa a Mbaye lungo, Susso in anticipo, quindi il Corsino pressato da Spina che risolve il pallone con l'aiuto di Susso, ancora Susso, prova 2 volte, Maltese la seconda volta liberato, quindi Civilleri, grande azione di Civilleri che allarga sulla città per l'autore del Tombarello, fermato secco da Lucchese, prova alla fine, messo giù da Tombarello, punizione per il Mussomeli, con il signor Ritteri che guarda il suo cronometro. Iannello prova a battere velocemente, Spina prova ad anticipare Mbaye che riesce con un guinzo all'ultimo a liberare il pallone, quindi Marco Minnone sull'auto sinistra, punta Tombarello e Ricco Bono, Minnone va, ma ancora il numero 5 Licata, giganteggiare nella propria difesa, Maltese che poi allarga per Corsino e Maltese che va proprio nel centro area, vuole prendere il pallone, va al centrale difensivo del Licata che si trasforma da attaccante in questa occasione. Ultimo minuto, poi soltanto il recupero per questo primo tempo. Ancora Ferrara, porta palla, quindi Scarpinato, leggero il tocco di ritorno di Scarpinato e recupera il Licata con Matera. Quindi ancora Scarpinato che aveva provato a servire Spina, quindi Matera protesto da Iannello, la palla scorre per l'Omone, che riparte subito il portiere del Mussomeli servendo Licari in avanti per Scarpinato con Mbaye che gli mette la palla in vaglio laterale, rimessa rosso-blu per i padroni di casa quando siamo nel corso del primo minuto del recupero. Minnone per Scarpinato si gira in mezzo a 3 e alla fine sono troppe, quindi Ricco Bono gli toglie il pallone per Mussomeli resta in pressing offensivo con Mbaye che è costretto a spazzare, per Matera che si impegna, va Matera in pressing anche su Licari e quindi Lucchese dando arriva la segnalazione al recupero il signor Ritteri, 2 minuti. Iacono alza un enorme campanile altissimo con il Corsino di testa a prolungare, quindi Licari che allarga ancora per Minnone salta secco Corsino ma rimane lì, quindi Minnone in profondità con Maltese ancora una volta a giganteggiare, quindi Susso e Mbaye a liberare definitivamente servendo Matera.
qualche problema con il controllo per Corbetto che commette pure fallo alla fine e quindi punizione per il Licata. Fallo sul capitano Ricco Bono. Siamo già in pieno recupero. Maltese lungo con Iannello, quindi Ricco Bono ancora, Ricco Bono si intestardisce, poi ricomincia da Pira che allarga a memoria sulla sinistra per Tumbarello ottimo stop, pensa in un primo momento al cross, poi ci ripensa, punta Lucchese bravo a proteggere il pallone e poi a liberare per Boccafusco che rilancia in direzione di Santino Scarpinato che con una finezza lascia passare il pallone ma viene steso da Trevisan, calcio di punizione per il Mussomeno con il signore Ritteri che richiama a sé Trevisan e lo ammonisce. Il primo cartellino giallo per il numero 6 del Licata, Trevisan. Sta per finire anche il terzo minuto del recupero. Iannello alla battuta del calcio di punizione. Tutto il Mussomeno in avanti, va Iannello, palla che arriva dentro l'area, Scarpinato prova a saltare, più alto di sui Civilleri e arriva il doppio fischio di Ritteri a indicare alla fine del primo tempo. Mussomeno 0, Licata 1, decide il gol al 40esimo di Tumbarello.